Dopo l'occasione persa in settimana col pareggio del Novara a Casale, ma il pareggio anche della Sanremese in casa con l'Asti, Matuziani ingaggiano un altro duello di stanza con i novaresi, capolista il Piola con la caronese Sanremese attesa dalla difficile trasferta di Borgosesia, formazione piemontese ai margini della zona playoff. Gagliardi scalda le mani di Gilli già dopo pochi minuti di gioco, l'avvio della formazione di Andruletti è buono, quello del 2002 Conti addirittura ottimo perché il numero 32 alla prima vera occasione del match porta in vantaggio gli ospiti, lancio dalle retrovie e grande freddezza per il giovane attaccante bianco-azzurro. Il primo tempo è ad appannaggio dei liguri che legittimano anche con la conclusione di scalze su cui Gilli è qualcosa di più che attento, e poi il tiragiro velenoso di Anastasia che fa la barba al palo lungo. L'ultima immagine del primo e la prima del secondo sono i due pericoli più grandi creati dal Borgosesia, un colpo di testa su angolo che Malaguti para a terra e soprattutto l'incursione di Manfred a inizio ripresa con l'estremo ospite che a dir poco decisivo. La Sanremese rischia solo in queste circostanze, poi contiene e a fine gara chiude il discorso con Gagliardi che frustra la costruzione dal basso piemontese, poi manda al bar portiere e difensore, infine deposita in porta il pallone del definitivo 0-2. 3 punti per la Sanremese, 3 punti anche per il Novara che torna alla vittoria. Prossimo episodio della serie tra piemontesi e liguri domenica prossima con Saluzzo Novara e Sanremese Varese.